Sarà sorvegliato 24 ore su 24 in cella l'assassino di Giulia per evitare che possa farsi del male domani. L'arrivo al Marco Polo con un volo di Stato, poi in carcere, interrogatorio di garanzia non prima di martedì. Emerge l'ipotesi che Turetta abbia comprato online del nastro adesivo alcuni giorni prima del delitto. Lo stesso tipo di scotch trovato a Fossò. Investigatori al lavoro, si valuta la premeditazione. Gino Cecchettin oggi all'Università di Padova, dove è stata dedicata una panchina rossa alla figlia. Il suo appello agli studenti: la Premier Meloni a Verona, violenza di genere incompatibile col presente. A circa un mese dal ritrovamento del corpo di Giovanna Toffolo nel suo appartamento al Lido non sono ancora stati celebrati i funerali. Tamponamento tra un autobus e un furgone sul Ponte della Libertà, paura per i passeggeri e alcuni feriti ma non in modo grave, pesanti le conseguenze sul traffico. Il Capo dello Stato, tornato in Veneto a poco più di un mese dalla commemorazione per il Vajont, giornata a Venezia per Sergio Mattarella, prima a San Marco e poi alla Fenice. Dopo Mestre il Natale si accende anche in piazza San Marco a Venezia, tra luci, ghirlande e colori che illuminano la piazza. Buonasera, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Iniziamo subito con le notizie. Ancora la cronaca del femminicidio di Giulia Cecchettin in primo piano. Una volta in carcere, Filippo Turetta sarà sorvegliato 24 ore su 24 per evitare che si faccia del male. Intanto si valuta la premeditazione. Il ragazzo infatti avrebbe comprato lo scotch alcuni giorni prima di quel tragico sabato. Dopo l'arrivo da Francoforte all'aeroporto Marco Polo di Venezia con un volo di Stato per non incorrere in problemi di ordine pubblico, considerato il clima di tensione che si è venuto a creare nei suoi confronti, Filippo Turetta è atteso in carcere, dove sarà notificato l'ordine di custodia cautelare per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Il suo legale Giovanni Caruso esclude che ci possa già essere l'interrogatorio di garanzia, che non avverrà prima di martedì perché vuole prima incontrare il suo assistito e analizzare la documentazione. In carcere Turetta sarà in isolamento a sua tutela e sorvegliato 24 ore su 24 per evitare gesti autolesionistici. Per questo si cerca una struttura con un reparto ad hoc, come potrebbe essere l'Istituto di Verona. Intanto è emerso che il 22enne di Torreglia avrebbe acquistato online del nastro adesivo compatibile con quello ritrovato nella zona industriale di Fossò, dove Giulia è stata aggredita la seconda volta. L'acquisto sarebbe stato effettuato 2 o 3 giorni prima di quella tragica sera, mentre gli inquirenti stanno valutando di contestare al ragazzo l'aggravante della premeditazione e il reato di occultamento di cadavere. Sull'auto nera, ancora in Germania, in attesa che i carabinieri coordinati dalla Procura di Venezia vadano a prenderla per sottoporla alle analisi del RIS di Parma, la polizia tedesca nel frattempo ha effettuato una ricognizione superficiale. Non risulta, si legge nel rapporto, che il mezzo sia incidentato e non risultano segni evidenti di sostanza ematica. Mentre emergono i contenuti della denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri domenica 12 novembre da Gino Cecchettin, in cui si legge: "Temo per l'incolumità di mia figlia", riferendo, come anche in alcune dichiarazioni ai microfoni, che la figlia aveva sempre comunicato ogni suo spostamento se si fosse trattenuta fuori casa. Un messaggio forte è arrivato dalla Premier Meloni a Verona per la firma dell'accordo per la coesione con la Regione Veneto, che ha aperto la cerimonia con un applauso in ricordo di Giulia. Una cosa che mi ha reso fiera in queste settimane è stato vedere approvare la legge che il governo ha varato contro la violenza all'unanimità dalle forze politiche, con il contributo di tutte le forze politiche, e noi continueremo ad andare avanti. Ci sono anche altre importanti iniziative che portiamo avanti in questi giorni e non ci fermeremo fin quando non si fermerà qualcosa che è incompatibile con il nostro presente. Sicuramente il ruolo dell'educazione, dei centri dell'educazione, delle famiglie è fondamentale, perché se non si investe sulle nuove generazioni non si affronta, e perché io credo che noi non stiamo capendo quanto certa parte della modernità abbia rimesso in discussione tutti i modelli, no? E forse noi, che come genitori siamo la prima generazione che non è cresciuta digitale e che si confronta con un mondo digitale, non siamo neanche attrezzati.
Gino Cecchettin oggi all'Università di Padova, dove è stata dedicata una panchina rossa alla figlia, ha mosso un appello agli studenti. Sentiamo. Oggi siamo qui per Giulia e dobbiamo ricordare che da questo tragico evento deve nascere qualcosa. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne. Il papà di Giulia nel Dipartimento di Ingegneria Informatica, dove sua figlia avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, parla agli studenti. Il suo appello con voce pacata è la dignità e la compostezza che abbiamo conosciuto in queste settimane di dolore. Dobbiamo tutti interrogarci per capire cosa ognuno di noi può fare, dice. Voi potete darci una mano perché voi siete il futuro e ognuno di voi parlando, cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Ecco, questo mi sento di dire dal cuore. Gino Cecchettin, insieme alla rettrice dell'Università di Padova, Daniela Mapelli, ha poi scoperto una panchina rossa dedicata a Giulia, un simbolo che è soprattutto un punto di partenza per sradicare completamente la violenza sulle donne, smuovendo le giovani coscienze. Giulia non me la restituirà più nessuno, ma dalla morte di Giulia voglio far nascere magari tante belle iniziative. Vi ringrazio tutti. Flash mob all'Istituto Vendramin Corner per dire no a ogni forma di violenza di genere e rendere omaggio a Giulia Cecchettin. Un flash mob per Giulia è quanto hanno messo insieme questa mattina, in modo spontaneo, semplice e toccante, a Venezia circa 400 ragazze e ragazzi insieme, studenti dell'Istituto Tecnico Vendramin Corner in centro storico con i loro insegnanti. Tutte le classi, accompagnate dal personale didattico, sono uscite dalla scuola a metà mattina in silenzio con striscioni e cartelli. I partecipanti, tenendosi per mano, hanno formato una grande catena umana, prima lungo le rive davanti alla scuola e poi salendo via via fino sul ponte delle Ruglie. Dopo il simbolico minuto di silenzio è seguito un momento altrettanto intenso di rumore, così come era stato chiesto, per dire no ad ogni forma di violenza di genere. L'azione spontanea, partita dagli studenti del Cornell, facente parte del polo tecnologico veneziano, ha coinvolto poi anche classi diverse di altre scuole, a partire dal vicino Algarotti, ma anche residenti e turisti. Un'azione dimostrativa in un luogo tra i più caratteristici della città, che si è conclusa con un dibattito a scuola fino a mezzogiorno per ascoltare le voci dei ragazzi che si stanno confrontando su un tema così importante in un momento difficile da affrontare. La parola agli insegnanti. Abbiamo deciso di manifestare oggi facendo un minuto di rumore in risposta al minuto di silenzio che ci è stato chiesto. In questa scuola educhiamo i ragazzi a parlare, a confrontarsi e a discutere per affrontare i problemi. La responsabile di sede ricorda. I ragazzi si incontrano, discutono sulla violenza di genere, cominciano delle assemblee in cui si scambiano idee e manifestano insieme per Giulia Cecchettin e non solo. A circa un mese dal ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Toffolo nell'appartamento al Lido di Venezia, ancora giallo sulla sua morte. L'appartamento è ancora sotto sequestro e non sono ancora stati celebrati i funerali.
Non accenna ancora purtroppo a risolversi il giallo della morte di Giovanna Tofolo. È passato circa un mese dal 28 ottobre scorso, giorno in cui è stato rinvenuto il corpo senza vita dell'anziana di 83 anni, trovata morta da giorni nel suo appartamento in Lungomare Marconi al condominio Sorriso del Lido di Venezia. La scoperta solo dopo le segnalazioni dei vicini e della polizia locale del Lido, con l'intervento anche dell'amministratore condominiale. Erano stati proprio i condomini, preoccupati dal fortissimo odore che proveniva dall'appartamento al pian terreno, a dare l'allarme. Dopo un mese non si è ancora così potuto dare l'addio a Giovanna Tofolo. Lo ha confermato l'avvocato Giorgio Pietramala, legale del figlio della signora, Giorgio Fornaro, che compare nell'inchiesta come parte offesa nel fascicolo aperto dalla procura contro ignoti. Il pubblico ministero, Anna Andreatta, che sta seguendo il caso, ha chiesto però un supplemento di indagini. Per questo l'appartamento è ancora sotto sequestro e Giorgio Fornaro ospite da amici. Le prime indicazioni dell'autopsia avevano parlato di decesso avvenuto molto probabilmente per cause naturali, ma il giallo evidentemente non è ancora del tutto chiarito. Il medico legale ha chiesto 60 giorni di tempo per depositare la relazione completa sull'esito dell'autopsia e il mistero intanto si infittisce. Paura nel pomeriggio sul Ponte della Libertà a Venezia per un tamponamento che ha visto coinvolti un autobus di linea e un furgone, alcuni feriti fortunatamente non in modo grave. I pompieri arrivati da Mestre con 2 mezzi tra cui l'autogru hanno messo in sicurezza le vetture, mentre alcuni passeggeri che si trovavano a bordo del bus della linea 53E sono stati assistiti dal personale del SUEM accorso sul posto con più ambulanze. Notevoli i disagi alla circolazione. Sono state decine di migliaia le persone che complessivamente hanno manifestato in tutto il Veneto contro la manovra finanziaria del governo Meloni. A Mestre il corteo ha raggiunto le 7.000 persone. Vediamo. Più di 7.000 persone hanno sfilato a Mestre nella giornata di sciopero indetta da CGIL e UIL contro la manovra del governo Meloni, con una presa di posizione forte anche contro la violenza sulle donne. È stata una giornata di importante partecipazione anche nelle altre piazze venete: 6.000 persone a Padova, 3.000 a Verona, 4.000 a Treviso, 2.500 a Vicenza. Cittadini che pagano le tasse, sostengono i sindacati e assistono ad una costante riduzione dei servizi pubblici e ad una sanità che procede verso la privatizzazione, con liste d'attesa spesso impossibili da fronteggiare per avere accesso alle cure. Serve una manovra diversa, serve una manovra che dà risposte sul fisco, sui salari e sulle pensioni, che non taglia la sanità ma anzi investe sul nostro sistema sanitario. Una straordinaria partecipazione allo sciopero, molte aziende chiuse, supermercati, lavoratori del turismo, tantissimi qui per chiedere un cambiamento. Dalla stazione di Mestre il corteo ha percorso via Cappuccina, proseguendo per via Carducci, via Einaudi, fino ai comizi conclusivi in via Palazzo. Quello che ci interessa è cambiare le cose e che vengono ascoltate le piattaforme delle lavoratrici e dei lavoratori. I manifestanti denunciano salari fermi e pensioni basse in un quadro sconfortante in cui ad aumentare sono solo il costo della vita e la precarietà del lavoro. Le risposte della finanziaria sono giudicate insufficienti. Il sindacato oggi fa il suo mestiere. Il mestiere è quello di tutelare le persone. Noi abbiamo fatto le assemblee nelle fabbriche, abbiamo fatto le piattaforme per le rivendicazioni e questo è il risultato. Non siamo contenti di questa manovra deve pensare di più alle persone, di più al sociale, di più a un paese che invecchia e dare una speranza ai giovani. Ecco perché oggi noi siamo in piazza, non siamo in piazza contro, ma siamo qui per chiedere che ci sia un'attenzione vera nei confronti delle persone di questo Paese. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Venezia dei telegiornali di Antena 3. Proseguiamo con le notizie. Giornata veneziana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima la tappa a Piazza San Marco, poi al Teatro La Fenice.
È 12:30 quando, come da programma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in piazza San Marco per il primo appuntamento della sua visita lampo a Venezia. Accanto al Capo dello Stato, la Vicepresidente della Regione Elisa De Berti, il Presidente Zaia è impegnato a Verona con la Premier Meloni, il Sindaco Luigi Brugnaro e il Prefetto Michele Di Bari. Ad attenderlo, di fronte alle procuratie vecchie, i vertici delle Generali per una visita privata alla casa di The Human Safety Net. Le procuratie vecchie sono state oggetto di un recente restauro che ha permesso di aprirle al pubblico. Circa mezz'ora dopo, il Presidente attraversa la piazza verso il bacino di San Marco. Dopo una breve sosta davanti al nuovo sistema di barriere di vetro antiacqua alta alla Basilica, Mattarella ha raggiunto la prefettura. Quindi il Teatro La Fenice per la prima di Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach. Mattarella ha espresso l'emozione e il piacere di trovarsi a Venezia, ha raccontato poi il sindaco Luigi Brugnaro, ma la visita in piazza San Marco è stata anche un'occasione per sottolineare le esigenze di manutenzione di una città per la quale è vitale il rifinanziamento della legge speciale. Noi abbiamo avuto adesso come comune i tagli 200 milioni. Sono tornati indietro sui tagli del 2023, speriamo tornino indietro sui tagli del 2024 anche, però per adesso ci sono ancora. Io non sono d'accordo su certe questioni che adesso sono in finanziaria, di sconti che poi sono pochi per recuperare da altre parti, io non sono d'accordo, cioè nel senso che secondo me bisognerebbe investire sulla crescita. Io andrei a dare una mano alle imprese, quelle che funzionano, non quelle che devono fallire. Tipo all'Italia abbiamo continuato a buttare miliardi su quella roba là. Il contributo d'accesso non risolve il problema del turismo di massa. Le opposizioni in Consiglio Comunale bocciano il provvedimento che entrerà in vigore a titolo sperimentale nel 2024. Il 12 settembre il dibattito in Consiglio Comunale sull'introduzione del contributo d'accesso a Venezia era stata una battaglia. Differenze profonde tra maggioranza e opposizione che rimangono anche ora che il Comune ha reso noto le 29 giornate in cui il provvedimento entrerà in vigore a titolo sperimentale nel 2024. È un provvedimento pensato sostanzialmente per cercare di dare una risposta più che altro mediatica a delle pressioni che arrivano anche a livello internazionale. Siamo la prima città al mondo che applica questo contributo d'accesso. Ecco, forse bisognerebbe chiedersi perché siamo la prima e perché abbiamo scelto un contributo d'accesso per regolamentare i flussi che non si regolamentano certo in questo modo. Penso che sia un tentativo velleitario di evitare di prendersi la responsabilità davvero importante che occorre prendersi adesso, quella di fissare una soglia oltre la quale non si entra a Venezia. Sindaco e assessori sostengono che le caratteristiche del contributo d'accesso a Venezia saranno perfezionate nel caso la fase sperimentale rivelasse la necessità di modifiche. Ma perché invece il provvedimento è bocciato già in partenza dalle opposizioni? Il turismo giornaliero è composto per il 90% da veneti. Io capisco gli accordi politici compromessi che devono sottostare a questo genere di provvedimenti, ma dobbiamo anche renderci conto che sono i veneti quelli che arrivano in giornata a Venezia. Non si applicherà nella fascia serale, che è quella dei Bacaro Tour, degli addii al nubilato, al celibato, non si applicherà a settembre. Settembre notoriamente per la mostra del cinema, regata storica, è il periodo di maggiore afflusso, quindi che dire, era una foglia di fico per l'UNESCO, ad uso UNESCO, e alla prova dei fatti si rivela per quello che è, cioè con tutto rispetto una presa in giro. A nostro modo di vedere, non prevedere effettivamente quanta gente che può contenere Venezia è veramente fuori da quello che è il concetto stesso di gestione dei flussi. È stato acceso oggi pomeriggio in piazza San Marco il grande albero di Natale che dà il via alle festività natalizie. In tutto il territorio della città metropolitana un nutrito calendario di eventi dal titolo Venezia accendi il Natale, promosso dal Comune in collaborazione con Vela. Come è avvenuto giovedì sera per quello di Mestre in piazza Ferretto, è stato il sindaco Luigi Brugnaro ad accendere l'albero. C'è stato poi l'intervento musicale del gruppo Vocal Skyline che, eseguendo alcuni brani, ha fatto risuonare la gioia e l'attesa del Natale. E con questa notizia è tutto, vi lascio al meteo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Affluisce aria di origine artica sul nostro territorio che nel weekend porterà un freddo di stampo invernale.
Vediamo il dettaglio di sabato 25 novembre. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, cielo pressoché sereno ovunque, salvo sui settori dolomitici più settentrionali, dove saranno probabili nubi irregolari associate a locali nevicate, qualche fiocco di neve fino a fondovalle. Temperature, come detto, in calo, minime tra -2 e 2 gradi, massime invece comprese tra 6 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno o velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato ma con forte vento da nord, nevicate diffuse sui settori lungo i confini alpini. Temperature minime sotto lo 0, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.